Traffico in costante aumento su strade e autostrade. Secondo ANAS, nel fine settimana dell'Epifania, circa 3 milioni e mezzo di persone si metteranno in viaggio per rientrare in città dopo le vacanze natalizie. Molte scenderanno dalle montagne verso valle e la prefettura di Belluno se ne preoccupa. Le nostre arterie stradali saranno presidiate, quindi lo sforzo che lo Stato metterà in campo sarà notevole. Do un po' di numeri: 40 pattuglie dei carabinieri in questi 3 giorni, 7 equipaggi, di cui 3 della stradale, 1 della finanza e 3 dei carabinieri, dedicati alla sola Alemagna, che è l'arteria che sarà sicuramente più stressata. Però diciamo, rispetto agli altri anni abbiamo una variabile esogena, se così la possiamo definire, che un po' ci impensierisce, che sono le condizioni meteo avverse, quindi le nevicate annunciate dal centro funzionale decentrato della Regione Veneto. Quindi un appello agli automobilisti: non mettetevi in marcia privi di idonee dotazioni pneumatiche da neve o catene a bordo. Nel periodo natalizio il traffico è cresciuto del 15% rispetto allo stesso periodo del 2022 e sia per sabato 6 gennaio che per domenica 7 è prevista la sospensione della circolazione dei mezzi pesanti dalle 9 alle 22. La strada statale Alemagna quest'anno sarà interessata anche da 3 cantieri olimpici, i 3 cantieri delle varianti, quindi invito gli automobilisti a armarvi anche di pazienza, perché ci saranno dei punti che strutturalmente saranno un po' più difficili da superare per la presenza di alcuni cantieri che restringeranno la carreggiata.